Siamo qui perché la verità venga a galla e questo è l'impegno di tutti, dagli avvocati e da tutti quelli che sono qua. E lui, Gianni Zonin, è comparso a sorpresa in Aula Bunker a Mestre, dove si sta celebrando il processo per il crack della Popolare di Vicenza, per dire la sua di verità. In un'aula semideserta, seduto in prima fila a fianco ai suoi legali, ha ribadito ai giudici e ai microfoni quanto da sempre sostenuto sulle cosiddette operazioni baciate. Lo riconfermo, guardi, se vogliamo 1000 anni, per 1000 anni lo riconfermo. Cioè dice che delle baciate non sapeva niente? Il Consiglio di amministrazione no. Di tutt'altro avviso le deposizioni in aula Mestre di due funzionari che in mattinata sono stati chiamati proprio a spiegare il fenomeno dei cosiddetti finanziamenti baciati. Entrambi i testi hanno confermato quello che doveva emergere dall'istruttoria dibattimentale, cioè l'esistenza di queste operazioni baciate da parte della banca nei confronti di alcuni soggetti. Operazioni baciate che, ricordiamo, rappresentano il cuore dell'indagine avviata dalla Guardia di Finanza nel settembre del 2015 e coordinata dai due sostituti procuratori del Tribunale di Vicenza, Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori. Certo, ha colto di sorpresa l'arrivo in aula proprio in questo frangente di Zonin. Era una presenza importante, anche il fatto che ci fossero dei testimoni di rilievo e la domanda nostra è come mai proprio oggi è comparso il dottor Zonin. Confermata intanto la notizia che il processo al momento non tornerà a Palazzo di Giustizia a Vicenza, ma rimarrà anche per le prossime udienze fino a dicembre saldamente in terra mestrina.